Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Per capire un po' la dinamica della nuova settimana a cavallo tra il vecchio anno e il nuovo anno, inizierei con una mappa in quota circa 5.500 metri. È interessante notare ciò che accade sul settore diciamo più in alto a sinistra della mappa. Abbiamo delle colorazioni attorno al verde e abbastanza intenso. Si tratta in gergo di una saccatura. Questa saccatura in qualche modo convoglierà delle ondulazioni cicloniche e anticicloniche in maniera alternata sul nostro territorio. Per quanto riguarda il nord-est, questa mappa sintetizzerà un po' il tempo tra lunedì e martedì e parzialmente di mercoledì, in cui avremo tutto sommato condizioni di tempo buono, temperature un po' più fresche però con assenza di precipitazioni. Possiamo dire dunque che il vecchio anno si concluderà appunto con questo tempo incerto, soprattutto al centro-sud, poi appunto quella saccatura oceanica convoglierà probabilmente un nuovo peggioramento del tempo alla volta di giovedì, con la possibilità di vedere anche delle nevicate fino a quote prossime alle pianure sui settori occidentali della pianura padana. Per ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una buona settimana, una buona fine anno e un buon inizio 2014. Se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.